Federico Chirico, capitano di giornata della Venere in Bikini, una partita difficile, era finito 0-0 il primo tempo, il secondo anche abbastanza avaro di emozioni, alla fine avete trovato prima il vantaggio con Midulla, poi la rete della sicurezza con la Ruffa, comunque una partita non semplice. No, infatti è stata una partita abbastanza tattica, diciamo, soprattutto il primo tempo. Loro si chiudevano bene, si vede che hanno un gioco provato da tempo, insomma, che si conoscono da tempo perché si chiudono dietro e poi ripartono buttando la palla davanti sulle punte e niente, quindi abbiamo trovato un po' di difficoltà a trovare, diciamo, il bandolo della matassa e il secondo tempo credo che i valori siano venuti fuori e quindi siamo stati caparbi, diciamo, a fare due azioni e due gol. Mancavano tanti pezzi, mancava Roberti, mancavano sia Mirko che è lungo de gente, ma anche Manuel La Rosa e poi si è fatto male anche Bungurà, insomma è una squadra che nonostante le assenze è riuscita comunque a battere una ragnatela in uno scontro diretto, anche utilizzando due moduli diversi all'interno della stessa partita. Questa può essere una componente per il futuro, anche per sorprendere a gara in corso altre squadre. Sì, io penso che la forza nostra sia il gruppo, appunto, nonostante le assenze riusciamo comunque a disputare buone gare, a fare un buon gioco e ultimamente i risultati stanno anche venendo, quindi bene così. Dispiace adesso che si è fatto male Giorgio e speriamo non sia niente di grave e speriamo bene, insomma. Assolutamente sì, adesso manca una partita, o meglio, la prossima partita è contro il Cottini, servizi assicurativi, un Cottini che ha perso nell'ultimo turno, che voi con questa vittoria avete superato e quindi dovrete difendere il posto utile per il playoff. Sì, adesso stiamo lì, come ti ho detto qualche tempo fa, i valori verranno fuori, speriamo di continuare così e adesso stiamo lì e speriamo anche di far meglio, di salire un altro po'. Grazie mille.